Ieri la folla, gli accampamenti, lo sfilamento. Il giorno dopo l'adunata dei record, Treviso si sveglia invece senza più traccia degli alpini o quasi. Polizia locale al lavoro per rimuovere gli ultimi divieti. Domani strade tutte percorribili mentre restano ancora chiuse. Piazzale Burchiellati, Piazza Matteotti e Piazza Vittoria. Per Piazza Pio X i tempi dovrebbero essere più celeri. Già domani le tribune sono rimosse completamente, le transenne sono già state tolte, i campi già stasera sono quasi tutti smontati, le palestre da domani le scuole riprenderanno la scuola perché oggi pomeriggio comincerà la disinfettazione e quindi le daremo pulite e disinfettate secondo le normative di legge. Credo che in pochissimo tempo tutto ritornerà alla normalità. Tanto la gioia che tutto è andato per il verso giusto, una soddisfazione immensa. Oggi stiamo smontando, lasciamo Treviso pulita e veramente ho visto anche oggi tutta stanotte che pulivano e hanno lavorato anche sotto la pioggia. I trevigiani questa mattina hanno trovato veramente una città pulita. Oggi ci siamo svegliati già con la città pulita, ringrazio Contarina, ringrazio le persone che hanno lavorato per far sì che riprendesse la vita normale dopo questi giorni straordinari e pazzeschi della Dunata. Rimane un'emozione grandissima, un orgoglio di essere trevigiano e di essere alpino. Unica ombra, ammettono anche gli alpini, il caos treni di sabato. Quando dice usate il mezzo pubblico, però anche il mezzo pubblico può rispondere. Probabilmente ha avuto problemi perché noi abbiamo dato i numeri giusti. Ma Treviso 2017 resta un evento, la madre di tutte le adunate, l'ha ribattezzata il presidente Zaia. Da oggi in poi, già a iniziare da Trento, chi vorrà organizzare adunate sa che il riferimento, il benchmark sarà Treviso oltre 600.000 presenze, quasi 13 ore di sfilata continua e soprattutto una macchina organizzativa impeccabile, quindi i miei complimenti di cuore alle 4 sezioni che hanno voluto organizzare, quindi Treviso, Valdobbiadene, Vittorio Veneto e Conegliano.